È stata inaugurata stamane la nuova rampa che dal cavalcavia autostradale congiunge la frazione di Ronchi. Un'opera di modifica strategica della preesistente viabilità che consentirà ora agli abitanti della frazione un risparmio nei tempi di percorrenza nel solo ingresso al quartiere. Originariamente via Mestrino era una strada a doppia corsia che collegava Ronchi a Mestrino passando per il passaggio a livello della stazione. Poi la chiusura di quest'ultimo e la modifica della viabilità avevano lasciato abbandonato questo troncone del cavalcavia. Ora ecco rinascere questo tratto di strada. All'ingresso una curva per rallentare le auto in arrivo e a lato una pista ciclopedonale e un marciapiede divisi da un cordolo e un guardrail. È stato a più riprese sollecitata la possibilità di aprire un varco per poter ridurre il tratto di percorrenza per poter avere accesso a questo quartiere. L'unica soluzione possibile era soltanto trovata con grande difficoltà soltanto in un senso, cioè quello di entrata dal cavalcavia e non di uscita, per ovvie ragioni che credo siano sotto gli occhi di tutti. In 3 anni siamo riusciti a trovare la soluzione, i finanziamenti e ad eseguire anche l'opera, cosa che magari per i cittadini possono sembrare anche abbastanza lunghi 3 anni, nei percorsi della pubblica amministrazione vi assicuro che non sono assolutamente tempi lunghissimi, anzi. Fischer Channel News, Ronchi di Villafranca Padovana.